Con Sammy Varin. Santo Natale! Ormai siamo immersi nell'atmosfera natalizia, non ci possiamo salvare, non ci vogliamo salvare. È tempo di fare il presepio proprio in questo weekend, perché no? L'albero di Natale, le statuine, compriamo il giornale che ogni giorno te ne regala una da ritagliare, di carta, eccetera, però sono piccoli esempi di come si voglia perpetuare una tradizione che abbiamo inventato noi, Greggio, San Francesco. Oh ragazzi, vi devo insegnare tutto. Ancora il buongiorno, Sammy Varin, buongiorno, soprattutto buona domenica, che ci segue nella replica la domenica alle 12:30. Tira di brutto, perché tutto un magna magna, si parla di feste, di sagre, di eventi, ma solo di quelli poco conosciuti. Se sono posti famosissimi dove arriva gente da tutta Italia, non ve ne parlo neanche. Non avete bisogno dei miei suggerimenti. Vi porto subito, immediatamente, a Vizzini, che non ci passi per caso, perché è in Sicilia, imboscato. Lo so, però, signori, c'è il tradizionale presepe vivente enogastronomico. Signori, non l'avete mai provata? Vizzini, provincia di Catania. Presepe vivente enogastronomico nella terra del Verga, un percorso di luci, emozioni, spiritualità nel cuore della Sicilia. È visitabile anche da persone con disabilità motorie, visto che la giornata di oggi è dedicata proprio a tutte queste persone. Se desiderate trascorrere l'intera giornata, c'è addirittura la guida turistica, vi portano in giro, ma soprattutto a me piace questa cosa. Come funziona un presepe vivente enogastronomico? Cioè che arrivi lì e nella capanna ti offrono da mangiare anche con il bue e l'asinello? Non lo so, però fateci un pensierino. Quando? 21, 26, 27, 28 dicembre, 3, 4, 6 gennaio, dalle 16:30 alle 20:30 in via Raffaello a Vizzini, in provincia di Catania. Degustazioni di prodotti tipici a pagamento. Dai, cosa pensavi? Però ragazzi, un presepe vivente enogastronomico, giuro, non l'ho mai visto. Sapori nel regno dei ciclopi. Qui siamo ad Arpino, in provincia di Frosinone. Prodotti tipici e indotto agroalimentare, stand gastronomici, degustazioni vini, prodotti tipici, convegni e workshop, ma soprattutto, sai, visto che stiamo pensando a un regalino per Natale, andare in queste feste sagre ti porti a casa qualcosina di originale. 28-29 dicembre siamo ad Arpino, in provincia di Frosinone, piazza Municipio. Il villaggio e la banda di Babbo Natale. 13 e 14 dicembre siamo a Latina, in piazza Aldo Moro. Ore 10, apertura mercati dell'artigianato, prodotti tipici area food, inaugurazione dei giochi a terra disegnati in piazza dalla scuola Galilei, le esibizioni dei cheerleaders della scuola Galilei, ma che carina, alle 17 la banda di Babbo Natale, la sagra di Santa Lucia, 13 dicembre, con polenta e salsiccia. Il 14, il giorno dopo, l'apertura dei mercatini alle 10 del mattino, la tavolata pranza con noi, il laboratorio di pasticceria. Roba buona, direi, si mangia. Il villaggio e la banda di Babbo Natale, 13 e 14 dicembre, Latina, piazza Aldo Moro. Chiaramente, signori, tutte cose che non verrete mai a sapere se ascoltate le solite radio vergognose, veramente, che di queste cose veramente non trattano. E io mi sono sempre chiesto, ma perché sulle radio quelle fighe, quelle importanti,
effettivamente non tracciano queste cose così particolari, perché fanno soltanto business, e questo è il problema. Pensano solo alle cose che rendono soldi. Intanto parlo con il nostro regista Francesco, ti ho rinviato il numero di telefono del possibile ospite che potremmo avere tra qualche minuto. Aspettando il Natale, sul WhatsApp della radio, aspettando il Natale, e lo aspettiamo, in piazza Giovanni XXIII, qui mi vado a cacciare nei casini perché siamo a Priverno. Priverno d'inverno, e dov'è Priverno? Che figura! Priverno, siamo in provincia di Latina, caro ignorante di Semivarin. 8, 13, 14 e 20 dicembre, musica, presepi, food, si mangia, si beve, ma soprattutto la casa di Babbo Natale, un luogo magico dove i sogni diventano realtà. Lasciatevi trasportare dalla gioia del Natale, un'esperienza speciale per grandi e piccini, piena di luci, colori e sorrisi. La pasta di Babbo Natale no, è la posta di e c'ho una deviazione mentale che fa pure la pasta asciutta, Babbo Natale, la posta di Babbo Natale. Bambini, scrivete la vostra letterina, mi raccomando, se avete figli o nipoti non fateli perdere questa cosa della letterina che è dolcissima. Inaugurazione 6 dicembre, poi le aperture praticamente tutti i giorni fino al 21 dicembre e anche il 6 gennaio dalle 15 alle 19:30. La magia del Natale si vive in questo caso in piazza San Giovanni XXIII a Priverno, in provincia di Latina. Ostia, non è un'esagerazione, è un'esclamazione, è il mercatino di Ostia, ragazzi. Viale delle Repubbliche Marinare, 7-14 dicembre, Ostia, mercatino di Viale delle Repubbliche dalle 9 alle 20. Capite che qui, se volete comprare dei regalini originali, pochi ma buoni, le occasioni ci sono. C'è un altro presepe vivente, la Via della Fede nel borgo di San Carlo, frazione di Chiusa Sclafani. Chiaramente ci siete stati tutti quanti almeno una volta nella vita. Dove cavolo è Chiusa? Lo sto cerco, cioè non ho peli sulla lingua. Sclafani, chiaramente, è un altro posto imboscatissimo in Sicilia. Voi siciliani che mi seguite nella città metropolitana di Palermo siete fortunatissimi perché ancora le tradizioni ci sono, ma se ne avete anche nella vostra zona, scrivetemi una mail, sammi.varin@radiolibertà.net e io ne parlo. La terza edizione del Presepe Vivente nel borgo di San Carlo, frazione di Chiusa Sclafani, Palermo, signori, 26-29 dicembre, 3-4 gennaio, dalle 18 alle 23. Torna la magia del Natale tra le suggestive vie del borgo di San Carlo, dove il tempo sembra essersi fermato. Castello di Gesualdo, signori, anche qua. Castello di Gesualdo, uno dice, ma è chiaro, la magia del Natale ai mercatini di Natale di Gesualdo, aperti ogni sabato e domenica fino al 21 dicembre, apertura straordinaria l'8 di dicembre. Chiaramente sapete tutti dove si trova Gesualdo, sono l'unico scemo che non lo sa e io ve lo dico chiaramente. Gesualdo, siamo in provincia di Avellino, anche qui ragazzi, bellissima idea per comprare cosettine. Il regno dei rapaci, i falconieri di Sua Maestà, l'unica e magica esperienza al coperto con Babbo Natale e i suoi amici rapaci. Quando? 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 dicembre, dal sabato, lunedì 14:30, 16, domenica 18:30, 12 a Gessate, finalmente un posto vicino dell'Inter milanese, via 25 aprile. Il regno dei rapaci di Babbo Natale. Scrivi la letterina nella magica casa, ci sono i barbagianni, incontri Babbo Natale e ci sarà il dono del volo. Babbo Natale svela il segreto dei suoi messaggeri alati con un volo dimostrativo. Signori, per i vostri bambini è incredibile. Scopri gli animali della fattoria, saluta anche gli altri animali. Siamo a Gessate, nell'Inter milanese, 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21.
sabato e lunedì dalle 14.30 alle 16, domenica 10.30, 12. Si paga, però ne vale la pena. Se avete dei bambini, ragazzi, ne vale come la pena. Mi fermo perché tra gli appuntamenti da non scordare ce n'è anche uno targato Lega, uno solo ve lo porto e vi porto direttamente uno che è tra gli organizzatori. Già lo conosciamo, si chiama Simone Ratti, buongiorno! Buongiorno Sammy, buongiorno! E allora il Natale non arriva se non c'è di mezzo anche la Lega. Per noi che mangiamo panettone e politica, e pane, politica, pasta asciutta e politica, buona politica. Noi Sammy mangiamo sempre, io e te. Tu lo sai che noi siamo gli uomini di peso. Facevo un giro di parole per dire, insomma, che si fanno gli auguri di Natale anche a Martinengo in provincia di Bergamo. Raccontami. Ma sai Sammy, in un periodo nel quale il Natale è messo in discussione, noi non potevamo che essere quelli che invece lo portano in mezzo alla gente. E il nostro gazebo tradizionale della prima domenica del mese, questa volta sarà dedicato agli auguri di Natale e festeggeremo invitando al nostro gazebo delle vecchie glorie leghiste, come il grandissimo Elio Fagioli e anche delle glorie leghiste che arrivano dal Piemonte, che vengono a trovarci e li mettiamo assieme a festeggiare a delle macchine amministrative come sono Giovanni Maranchini, Roberto Anelli e Alessandro Fagioli. Tutti assieme a far vedere che la Lega è tradizione ma anche buona amministrazione, e per quanto riguarda tradizione noi festeggeremo il Natale alla facciaccia di tutti quelli che vogliono cancellarlo. Offriremo vin brûlé, panettoni e dolciumi a tutti quelli che vorranno venirci a trovare al nostro gazebo. Niente male, quindi domenica 7 dicembre, questa domenica, gazebo natalizio della Lega in Piazza Maggiore a Martinengo in provincia di Bergamo dalle 9 a mezzogiorno per trovare pezzi grossi della Lega locale e non soltanto, compresi i fagioli che sono portafortuna, ma in questo caso sono anche pezzi da 90 storici della Lega. Vogliono venire a mangiare il coniglio poi, sia quelli di Novara che i fagioli mi ha detto che se non li porto a mangiare non stanno, poi lo sai, li conosciamo. Quindi pure loro, a panza ci conosciamo. Fantastico. Grazie Simone Ratti per l'entusiasmo. Grazie a te. A proposito, aspetto anche te, perché noi di peso ci attiriamo sempre con una gravità importante equivalente alla nostra massa. Grazie Simone Ratti, un abbraccione a tutti gli amici di Martinengo. Sto per andarmene, sì, ma c'ho ancora qualche cosina da dirvi, ragazzi. Ci sono delle cose stupende che non riesco a fare a meno. Siamo al Castello Cavour di Santena in provincia di Torino. Natale al Castello Cavour. Anche qui un altro appuntamento da non scordare, speciale, con mercatini di Natale, laboratori per adulti e bambini, visite al castello allestito e tanto altro. Dal 29 novembre fino al 21 di dicembre e ancora l'8 di dicembre, tra le 9 e le 19, al Castello Cavour di Santena in provincia di Torino. La città degli elfi, signori. Altro posto imboscatissimo, perfetto. Siamo a Consandolo, che tutti voi conoscete, Consandolo, ma dove cavolo vi porto questa volta? Sarà in Sicilia come minimo. Consandolo, dove si trova Consandolo? Non lo sa neanche Google. Fantastico, adesso devo soltanto mandare un WhatsApp di aiuto. Dove si trova Consandolo? Punto di domanda. Qualcuno mi può aiutare, per favore? Consandolo, vicino ad Argenta e Ferrara. Ma che ignorante Sammy Varin. Domenica 14 dicembre
dalle 16 nella magia del Natale arriva in piazza di Consandolo con un evento speciale per grandi e piccini, l'ufficio postale di Babbo Natale con i lavoretti, mercatini e bancarelle natalizie, lo stand del Vischio pro scuole primarie, vari stand di beneficenza, ma soprattutto pinzini, bomboloni, vin brûlé, cioccolata calda. Ragazzi, qua ci scappa anche il weekend se avete voglia di mercatini. Domenica 14 dicembre dalle 16, la città degli Elfi, piazza di Consandolo, provincia di Ferrara. Ho veramente finito? Non è vero, potrei andare avanti per tutto il pomeriggio, ma mi chiudono il microfono, me ne devo andare. È tutto un magna magna, vi dà appuntamento a mercoledì prossimo o alla domenica alle 12:30. Grazie a Francesco in regia, ci risentiamo domani. Avete ascoltato È tutto magna magna.